cosa c'entra questo con questo? Eh sì, oggi è il 29 aprile, mentre il 29 aprile 1961 è nato il WWF, l'associazione che nel mondo intero si occupa della salvaguardia della vita selvatica. WWF infatti è l'acronimo di World Wildlife Foundation. Pensate che tra i soci fondatori c'è stato anche Filippo di Edimburgo, il marito della regina Elisabetta. Una grande curiosità di cui vi ho voluto parlare, mentre la seconda curiosità è data dall'immagine che rappresenta il WWF. Infatti il logo di questa associazione è un panda, voluto appunto dai fondatori perché si cercava un animale che fosse simpatico, giocoso e che fosse sinonimo di buone cose. Se anche voi conoscete qualche curiosità legata al WWF, vi invito a farcelo sapere e lo potete scrivere utilizzando lo spazio qua sotto.